Generazione Casa è un'iniziativa di modifica della legge 39 sulla residenzialità pubblica, sull'edilizia pubblica del nostro territorio, che vuole permettere di sbloccare il social housing e quindi garantire a determinate categorie di persone che oggi non possono accedere a un immobile pubblico la possibilità di poterne fare parte e soprattutto di rendere tutto questo sostenibile. Parliamo di giovani, parliamo magari anche di soggetti più adulti ma che si prendono cura di un familiare, oppure possiamo pensare a determinate categorie di lavoratori. Oggi oltre 8.800 immobili sono sfitti perché necessitano di manutenzione, di riqualificazione e di rigenerazione. Per affrontare questa sfida anche questa iniziativa può aiutare a rendere il patrimonio immobiliare sostenibile e soprattutto ad aprire questa forma di social housing che può portare dei grandi benefici al nostro territorio. Ecco, invece proprio su un provvedimento che avete appena preso, che ha centrato evidentemente un tema che esiste, quello dell'assistente di quartiere, ci sono state tante prese di posizione, chi ha detto che in realtà lo pagheranno le famiglie, chi che è un aiuto ai privati, questo dal centro-sinistra particolarmente sono arrivate anche dai Verdi queste dichiarazioni. Come precisiamo, come spieghiamo questo nuovo strumento? Ma allora, ci sono già delle figure come l'assistenza domiciliare integrata e la SAD che fanno parte ovviamente dell'assistenza che viene offerta dalle ULSS e dai comuni. Io ho fatto il sindaco e so benissimo come funzionano queste realtà, so benissimo che però intercettano una estrema minoranza della popolazione. C'è bisogno, soprattutto per i soggetti parzialmente non autosufficienti, di offrire delle soluzioni concrete. Per offrire delle soluzioni concrete la Regione può garantire la formazione di figure capaci di poter essere in condivisione con più soggetti parzialmente non autosufficienti. Oggi questo difficilmente avviene, oggi una famiglia per reperire un assistente di questo tipo deve fare i salti mortali. Io credo che la Regione possa istituire un albo, possa garantire formazione, possa sviluppare anche un'app che permetta, un'applicazione che permetta un dialogo costante con la famiglia e con la rete familiare e anche, perché no, con la medicina di comunità, in modo tale che un soggetto sia inserito in una rete comunitaria, e una serie di incombenze di tutti i giorni di che questi soggetti hanno bisogno e soprattutto un monitoraggio. Siccome è stata accolta con grande favore dai cittadini del Veneto, probabilmente abbiamo intercettato un'esigenza che esiste e ovviamente tiene conto della necessità che tutti gli amministratori locali conoscono, tant'è che insomma tra i comuni che hanno richiesto di aderire a questa iniziativa, anche se poi ovviamente non è un'iniziativa che dovrà prevedere per forza l'adesione soltanto dell'ente locale, abbiamo avuto oltre 70 comuni e di questi la metà di centrosinistra, quindi probabilmente è un tema che intercetta anche, voglio dire, la sensibilità al di là degli schieramenti politici.